Avis non vuole aiutare solo chi ha bisogno di sangue, vuole aiutare anche chi ha bisogno di altre cure, e quindi abbiamo coinvolto Barriere Invisibili. Infatti sarà una serata a ingresso gratuito, però con offerta libera, perché ci teniamo ad aiutare questa associazione che sta facendo molto per il territorio, e la presidente Marina Cassetta. Ringraziamo l'Avis di Portoviro per aver pensato a noi e l'amministrazione comunale di Portoviro. Allora, la nostra associazione si è costituita ormai da 23 anni ed opera qui nel nostro territorio, coinvolgendo Taglio di Po e Portoviro, perché la sede dell'associazione è a Taglio di Po, ma poi c'è la sede secondaria qui a Portoviro con la vicepresidente che è Graziella Zanellato. Ecco, noi abbiamo cercato di garantire in tutti questi anni dei servizi al mondo della disabilità, ai nostri ragazzi che nel corso del tempo sono diventati giovani uomini e donne. Ci siamo uniti strada facendo con altre 2 associazioni, Down Rovigo e Luci sul Mare di Porto Tolle, e siamo sempre stati supportati in questo percorso dalla cooperativa Titoli Minori, che opera con professionalità nei confronti dei ragazzi, garantendo loro dei servizi adeguati ai loro bisogni e cosa più importante, ha fatto sperimentare loro anche dei viaggi all'estero, e non è cosa da poco per una cooperativa. Penso che sia una delle poche che ha potuto prendere queste iniziative. Ecco, noi non abbiamo, cioè la sede diciamo è casa mia, per cui non abbiamo una sede effettiva come associazione, e l'unica cosa che avevamo e che ci rappresentava era un pulmino dove appunto veniva indicato il nome dell'associazione, che è appunto Barriere Invisibili, e che però da ieri sera ecco ci ha lasciati e sembra che abbia grossi problemi al motore nonostante riparazioni frequenti. Perciò se ci fosse la possibilità di qualcuno che possa venirci incontro in questa spesa, che sarà sicuramente importante, e magari anche con un mezzo usato che possa dare comunque una garanzia di solidità, ecco, per i ragazzi, di sicurezza. E basta, insomma. Ecco, noi rinnoviamo questo appello, perché naturalmente la buona volontà di Avis, naturalmente, però come ha detto la Presidente Cassetta, se qualche imprenditore, se qualche associazione importante, potesse contribuire per questo pulmino, il pulmino è fase indispensabile per Barriere Invisibili, e quindi vi ringrazio e speriamo che questo appello venga poi segnalato. Sì, infatti capita proprio a fagiolo questa serata, sia per venire anche a divertirsi, perché è uno spettacolo comico, per cui è importante anche divertirsi, è importante informarsi sul tema del dono del sangue, perché naturalmente come Avis dobbiamo promuovere questo prezioso talento che è il sangue, però cogliamo l'occasione proprio per ancora una volta di più aiutare Barriere Invisibili, perché è molto importante anche la loro opera, che sembra invisibile ma invece è molto presente, per cui invito sia le persone e anche, come hai detto tu, tanti imprenditori che possono aiutare questa bellissima associazione.